Amici, ma allora siamo al giorno dopo. Per voi è il giorno dopo, per me è ancora il giorno prima, perché le faccio a caldo le pagelle, mi devo ricordare bene delle cose. Sembra che sto in paradiso, ma no, siamo all'inferno, perché qua pagelle sono complicate, ma più che i numeri serve un'analisi ben approfondita. Premessa: nella reazione, se andate a vedere la reazione, si parla di 2 mezzi rigorini dati a noi, ma questo è l'esempio perfetto per dimostrare che il napoletano non è che piange a prescindere. Quando noi abbiamo pianto in passato per decisioni non date, clamorose anche, è perché comunque meritavamo. Oggi io mi trovo a dire sì, i 2 rigori per il Napoli ci potevano stare, eccetera eccetera, ma io dico il Bologna meritava di vincere. Vi rendete conto quello che dico? Allora noi non è che protestiamo a cazzo di cane. Quando le cose si devono dire, si devono dire. Col rigore magari tu la indirizzavi in un certo modo, ma non è vero, perché l'abbiamo indirizzata. Col calcio d'angolo, col colpo di testa di Manolas l'avevamo anche indirizzata. Allora non avevamo bisogno del rigore così. Magari andavi sul 2-0, certo, e te potevi giocare sul velluto, certo, ma la pressione che ha fatto il Bologna nel secondo tempo ha legittimato completamente il risultato e meritavano qualcosa in più. Lo si dice tranquillamente, perché il Napoli è scoppiato, e oltre all'essere scoppiato fisicamente, psicologicamente, perché voglio, rendiamoci conto, una cosa è che giochi le partite almeno contro il Milan, contro squadre interessanti, ma qua vengono meno le motivazioni, mi sembra evidente. Allora tu puoi andare in campo un pochino superficiale, un pochino lezioso, e contro chi tiene la foga, che contro di noi fanno sempre la partita della vita, perdi, e puoi anche perdere. In questo caso ci è andata bene, però perché gli hanno annullato 3 gol. No, il colpo di testa, quello di Palacio, e il palo clamoroso, quindi stiamo là. Cioè il Napoli ha sofferto tantissimo, roba che non si dovrebbe proprio fare, e si ritorna al discorso dei fazzoletti di Sfacim. Ci sono momenti in cui non lo puoi fare, quando quelli ti aggrediscono in quel modo, a uomo, raddoppiano, e mi sembrava un Atalanta questo Bologna. Onore a Mihajlovic che li ha mentalizzati bene. Veramente, se fossi tifoso del Bologna sarei soddisfattissimo e sarei a recriminare per un risultato che sta stretto. Diciamoci la verità, questa è una prima analisi. Poi facendo i numeretti andiamo nello specifico. Oh Gesù, io me l'ho messa! Attenzione, non sto capendo niente, non lo posso allargare. No. Perché ho sentito, il pareggio, Sassuolo sta pareggiando, e io devo capire, maronna mia. Non ci interessa, però il De Zerbi, abbiamo sempre parlato di De Zerbi, il bel gioco. Caputo allarga e conclude. Allora adesso voi vi andate a vedere il video dove io dico Caputo sarebbe un ottimo vice Mertens. L'ho chiesto a Del Genio. Il fazzoletto del Sassuolo pure di Sfacim, notoriamente. S'ha magnato gol. Questo è uno di quei gol che se li fa Milik, quei tiri di Milik, bestemmiamo tutti i santi. Capita anche a Ronaldo. Cioè tu commentatore stai dicendo anche il giallo qua si può anche espellere, il piede sul ginocchio non è a martello perché lo sta piegando, ma mamma mia come siete disonesti. Ronaldo che arriva quasi al limite, poi doppio passo e non ci fa ridere con queste struzzate, fai le cose come si deve, efficaci. Bravo capo, ma come gioca bene il Sassuolo, aiuto, io mi diverto proprio. Guarda là, belli alti, li schiacciano. Mamma mia, fazzolettissimo. Il solito disonesto, il solito. Il fazzoletto adesso è... Mamma mia. Ragazzi, non fate i presuntuosi, che poi si piange. Mamma mia, che spettacolo. No! Non ci credo! Perché siete come il Napoli, perché poi vi piacete e siete leziosi alla fine. È proprio così, abbiamo imparato, abbiamo visto 3 anni di Sarri, stiamo vedendo De Zerbi da una vita. Quando giochi così bene devi essere più efficace in attacco, altrimenti le prendi. Mamma mia, come so forti, mamma mia. Cioè, se ti vuoi vedere una bella partita, per un po' era il Napoli, adesso ti devi vedere il Sassuolo meglio dell'Atalanta. Credetemi, adesso si sta esaltando Gasperini e tutto, ma è un gioco tutto fatto di forza e di strappo. Qua c'è tecnica, qua c'è l'idea degli scambi veloci, è molto più bello. Poi in attacco questi non hanno Zapata, Gomez, Malinkovic, come si chiama chi là? Si chiama Malinowski.
Game over, ma pensiamo ai fatti nostri che è meglio perché abbiamo un sacco di problematiche di cui parlare. Questo era un piccolo bonus perché ci piace il calcio, il bel calcio di De Zerbi. Come Ret dico 5,5 perché ok, non è colpevole, insomma è difficile pararlo quello di Barro, ok, però comunque pigliate 2 gol che sono stati annullati e non ha fatto parate che avrebbe potuto fare, l'altro sul palo, quell'altro di Barro a giro è andata alta, ha fatto un intervento buono ad anticipare con la manina così e poi mi è sembrato ancora non svelto nello smistare nel fazzoletto di Sfaccim, la situazione di Sfaccim l'ho visto molto lento, però a suo discapito c'è stato pochissimo movimento senza palla ed è questo il punto focale di questa partita. Il Napoli non ha fatto movimento senza palla sui calci piazzati, sui falli laterali, sulle rimesse, non abbiamo mai dato delle soluzioni, non abbiamo dato delle soluzioni a chi era in possesso di palla e allora e questo è anche un problema del nuovo assetto dei troppi cambi che purtroppo vengono fa venire a mancare delle certezze. Di Lorenzo 5,5 non mi ha convinto, abbiamo sofferto tanto sulle fasce e quindi Di Lorenzo si piglia 5,5, non mi è stato di supporto bene a Politano, poteva fare meglio quando Politano invece era in forma e in difesa abbiamo sofferto, quindi 5,5. Manolas e Maksimovic entrambi gli do 6 meno perché hanno spazzato spesso l'area di rigore, hanno risolto dei problemi seri che potevano costarci caro, ok, però comunque alla fine la sofferenza, quindi la sufficienza piena non se la prendono. Chiusa 5,5 ha fatto delle cose emozionanti per quanto vi riguarda, anche cose al di sopra delle sue possibilità tecniche, ma resta il fatto che comunque da quella parte abbiamo sofferto tantissimo e complice anche Lozano che non dà una mano nonostante la prestazione. E allora è colpa di Lozano. Elmas si piglia 5,5, bene nel primo tempo, caparbio, secondo tempo sparisce completamente, è venuto proprio a mancare il centrocampo. Demme, per esempio, si piglia 6 pieno perché ha risolto un sacco di cose e ha aggiustato delle situazioni pericolose, ma Soriano è stato l'uomo partita. Soriano doveva essere suo, e quando allora invece è stato annullato da Soriano in fase propositiva e non lo ha bloccato quando doveva. E allora purtroppo, guarda, sono stato forse anche generoso con Demme in questo caso, però ha risolto anche delle situazioni importanti. Questa è una pagella complicata dove saremo in disaccordo. Zielinski si prende 4, punto e basta, non devo aggiungere altro, ha sbagliato qualsiasi cosa, non era pronto, veloce, male, non mi è piaciuto proprio. Politano si prende 7 invece perché finché è rimasto in campo almeno abbiamo creato pericolosità, se ne andava da tutte le parti, scelte anche diverse, invece di rientrare sempre a volte andava sull'esterno, bene, è stato un pericolo e ha fatto anche dei recuperi in difesa, così Politano sì, così ci piace, va bene, noi non siamo prevenuti. Milik 4,5, inizia anche benino con un po' di verve, le cose e poi sbaglia lo sbagliabile, mai pericolosi con Milik in campo, va detto. E poi Lozano io gli do un 6,5 di incoraggiamento, è stato molto, ha creato scompiglio ed è stato un pericolo, le poche occasioni dove Skorupski, le occasioni sono avvenute da lui, però non è stato, diciamo, efficace nelle soluzioni così. Dopodiché i cambi che cosa hanno cambiato? Poco e niente. Insigne entra anche bene, si vede la qualità e si vede l'aiuto che dà sulla fascia. Mertens un'occasione che però gliel'ha tirata male, una addosso al portiere, una fuori. Cagliacon non ha fatto granché. Allan è entrato un pochino meglio, però alla fine giusto per tamponare. E Fabian non mi è piaciuto, come spesso capita quando entra, è una lentezza incredibile. Quindi ragazzi, questa è una brutta partita, è una brutta batosta. Il trappolone era dietro l'angolo, ok. A Gattuso che cosa gli diamo? Gli diamo un 5,5 perché sì, non è stato il turnover, lo sappiamo che è scientifico, però come la vogliamo gestire questo finale di campionato? Andiamo avanti così facendo brutte partite perché Milik non va buono. Allora ok, Lozano, Politano hanno fatto un'ottima impressione, però poi vengono a mancare certi automatismi e certi meccanismi. Quando è troppo nuovo vanno in difficoltà un pochino tutti.
tutti, allora ti può andare bene come ti può andare male, e questa volta ci è andata decisamente male. Non facciamo di tutta erba un fascio, riguardando la reazione vi rendete conto che nel primo tempo comunque siamo stati superiori, però quella sensazione finale non può scappare dalla bocca, resta un amaro che alla fine loro raddoppiavano qualsiasi cosa, non ci davano spazio, fiato di impostare le cose, ce ne siamo usciti anche bene, abbiamo fatto cose anche pregevoli perché c'è tecnica, c'è una tecnica superiore. Però alla fine della fiera loro sono stati più pericolosi, molto più efficaci, noi abbiamo sofferto tantissimo, e questo non è possibile quando è Napoli contro Bologna, non è possibile, perché poi se arriva Barcellona che faci? Ma sappiamo che quando arriva il Barcellona non sarà questo l'atteggiamento della squadra, saranno tutti molto più mentalizzati, ci sarà uno schema ben predefinito, perché qua non si capiva se volevi fare la partita o no. Siamo stati più pericolosi in contropiede nel primo tempo fondamentalmente, anche se il Bologna non è che facesse la partita. Vi rendete conto com'è brutta da capire tatticamente questa partita qua? È stata un'aggressione ai nostri senza aggredire il portiere, però appena si muoveva la palla Mihajlovic l'ha studiata bene, tutta la pressione a uomo su tutti così, e ci hanno messo in difficoltà. A volte siamo usciti bene, a volte ci siamo cacati sotto. Diciamole le cose, su questo canale le cose si dicono, e su questo canale che voi vi dovete iscrivere, dovete lasciare un like, e dovete andare a vedere tutte le cose, perché altrimenti cosa fa? Quando riprenderò poi a fare musica per vivere, perché quello è il mio lavoro, che si fa se voi non siete iscritti e non cliccate sulla campanella, i live e tutte le cose che vogliamo comunque fare e andare avanti. Per voi che avete visto fino alla fine, qua YouTube mi sta chiedendo: vuoi fare la cosa degli abbonamenti al canale? Vuoi fare la super chat con le donazioni al canale? Io lo chiedo a voi se lo volete fare o meno, perché non voglio dare l'impressione che voglio milcare, hai capito, gli amici e così. È un supporto che voi mi date a prescindere, che voi spendiate o meno, e poi ci sono anche altre cose più redditizie delle campagne di YouTube, che YouTube si pigliano un sacco di soldi. Però magari se perché qualcuno pure aveva detto fammi sapere come ci si abbona, lo faccio subito, allora io sto pensando di darla la possibilità, però poi dobbiamo vedere se ne vale la pena. Non voglio farvi spendere soldi che poi non mi arrivano, questa fondamentalmente della cosa, che mi dispiacerebbe, sarebbe un peccato. Grazie per aver visto questo ennesimo video, non è bello, non mi sento soddisfatto, il Napoli è strano perché bisogna rifiatare, però c'è il turnover, allora è un fatto mentale di tutta la squadra. Tiram Annanz col Barcellona dietro l'angolo, attenzione.